ragazzi, allora molti amici, amiche mi hanno chiesto ma che è successo, ma che è successo? Perché ho messo un piccolo post su Facebook così come un piccolo segnale anche per mettere in guardia gli altri, però vabbè io di solito quando succede qualcosa non scrivo mai su Facebook, io sono la guarda in faccia, non la mando a dire, penso che si è capito. Anche dall'impronta del mio canale ragazzi hanno provato a fregarmi, vabbè comunque io sono napoletana, ragazzi in napoletano vi spiego che cosa fa in queste situazioni. Prima di tutto se ne accorge, fa finta, perché il napoletano quando succede qualcosa di ostile non gira le spalle, va avanti per arrivare proprio dove vuoi arrivare, e poi quando capisce proprio bene che lo vuoi fottere, praticamente lui usa la tua stessa arma, e la ritorce contro di te. Alla fine sei tu che vieni fregato. E il napoletano ne esce sempre illiso, ragazzi, quasi sempre ovviamente, state d'accordo, ma raccomando. Ragazzi, questa cosa la dovevo dire, questo video lo volevo fare, è importante ragazzi, soprattutto su internet, mi raccomando, perché è lì proprio che si insinua l'imbroglio. Ragazzi, buona giornata, e niente, quando ci voglio. Ciao.